Buongiorno a tutti, io mi chiamo Elisabeth Tamang, sono un medico igienista e lavoro nel Dipartimento di Prevenzione al servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione. Oggi mi è stato chiesto di parlare con voi sul tabacco, il tabagismo. Che cosa è? Che cosa è il tabagismo? È un importante problema di sanità pubblica. Uccide metà delle persone che lo consumano e ogni anno 8 milioni di persone in tutto il mondo per le malattie a fumo correlate. 1.200.000 persone per il fumo passivo, anche per chi non fuma colpiscono comunque questo tabacco, crea disuguaglianza e lo aumenta, sfrutta donne e bambini, è un nemico dell'ecologia e esistono però nel mondo più di 1.300.000 milioni di persone che fumano, per cui è una minaccia per la salute, l'economia e lo sviluppo e costa triliardi di soldi, euro, per i servizi sanitari e all'economia per mancanza di produttività. Non esiste un organo che il tabacco non causa danno. Provoca esposizione perché contiene 7.000 sostanze chimiche tossiche, tra cui almeno 70 sono cancerogeni, per cui bisogna evitare di utilizzare il tabacco. Gli effetti dannosi del tabacco sono anche molto importanti per chi, come voi, magari ha problemi di diabete, perché il fumo di tabacco è un fattore di rischio per il diabete di tipo 2 e per il cosiddetto prediabete, in particolare a causa dell'alterata della glicemia a digiuno. Chi fuma ha un 44% di rischio in più di sviluppare il diabete rispetto ai non fumatori. Chi ha il diabete e fuma raddoppia o quadruplica il rischio per avere un infarto o un ictus. E alcuni studi fanno pensare che il fumo renda più difficile tenere sotto controllo la glicemia anche nelle persone con diabete di tipo 1. Per cui dobbiamo prendere decisioni di non fumare o chi fuma a smettere. Purtroppo il fumare il tabacco è una dipendenza, per cui è come una malattia ed è difficilissima smettere perché la nicotina che contiene il tabacco è una sostanza chimica che noi introduciamo inalando il fumo delle sigarette e raggiunge rapidamente nel nostro cervello attraverso il sangue e rilassa della dopamina, che è un neurotrasmettitore che ci fa sentire bene per brevissimo periodo, però questo benessere temporaneo appunto è quello che crea la dipendenza. Gli effetti della nicotina sul nostro cervello cosa fa? Purtroppo riduce la capacità di apprendimento, riduce la memoria e anche la capacità di concentrazione. Ogni anno nel mondo, il 31 maggio, si celebrano la giornata mondiale senza tabacco, è organizzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quest'anno il tema della giornata mondiale senza tabacco era coltiviamo il cibo e non il tabacco, perché purtroppo nel mondo viene usata più di 3 milioni e mezzo di ettari di terreno per la coltivazione del tabacco. La coltivazione cosa fa? Richiede un pesante uso di pesticidi e fertilizzanti che chiaramente degrada il suolo ed è anche dannoso per l'ambiente. La terra utilizzata per la coltivazione del tabacco ha quindi una capacità inferiore per la coltivazione di altre culture come il cibo, perché il tabacco impoverisce la fertilità del suolo. Rispetto ad altre attività agricole come la coltivazione del mais, persino il pascolo del bestiame, l'agricoltura del tabacco, la coltivazione del tabacco ha un impatto molto più distruttivo sui nostri ecosistemi, in quanto i terreni coltivati al tabacco sono poi più inclini alla desertificazione. Per cui bisogna crederci di non coltivare, evitare di coltivare il tabacco. Vengono usati più di 3 litri e mezzo di acqua solo per fare una sigaretta. 4,5 trilioni di
mozziconi di sigarette ogni anno inquina il nostro ambiente e la nostra terra. Circa 84 milioni di tonnellate di diossido di carbonio viene immesso per la produzione del tabacco, che equivale a circa 280.000 lanci di missili nello spazio. E no tabacco vuol dire anche meno microplastica e meno inquinamento e avvelenamento di tossini dei nostri mari e oceani. Cosa fa poi chi produce il tabacco? L'industria del tabacco manipola gli adolescenti con dei prodotti sempre più attraenti a loro e attraverso anche il marketing di questi prodotti. Ma manipola chi produce il film e anche gli attori, e questo attraverso il loro esempio chiaramente fa sì che le persone iniziano a fumare. Manipola anche i politici perché o aiutano sponsorizzano delle attività a loro incarico o anche facendo una lobby molto importante a tutti i politici sia del nostro paese che quello europeo e del mondo, e manipola gli accademici e scienziati perché sponsorizzano gli chiedono donandogli o sponsorizzando delle ricerche pro tabacco, dicendo che i prodotti di tabacco fanno meno danno, specialmente quelli, diciamo, le sigarette elettroniche, che non è vero assolutamente. Allora, cosa possiamo fare noi? O io, cosa posso fare? Posso non fumare, posso aiutare chi fuma a smettere, posso proteggere dal fumo la mia famiglia e posso esigere il mio diritto alla salute e di essere protetto dal fumo, dovunque io vivo e dovunque io lavoro. Grazie per la vostra attenzione.